prostata è una malattia che sappiamo tende a insorgere e ad essere maggiormente frequente con il progredire dell'età e quindi anche nel paziente anziano, dove è più facile che insorgano anche altre patologie e quindi non di rado ci troviamo con pazienti con malattie prostatiche a cui proponiamo dei trattamenti oncologici attivi e che oggi possono anche essere estremamente efficaci con altre patologie, quindi con altri farmaci che vengono assunti spesso in ambito cardiovascolare piuttosto che neurologico, piuttosto che farmaci per gestione di comorbidità gastroenterico-intestinali. La gestione di questi pazienti deve necessariamente essere una gestione multidisciplinare. Dobbiamo tenere conto delle possibili interazioni dei nostri farmaci con farmaci preesistenti che il paziente assume e confrontarci con altri specialisti anche tramite i meeting multidisciplinari per capire se alcuni dei farmaci che possono essere che vengono fatti possono essere sostituiti, possono talvolta addirittura essere sospesi, possono essere cambiati e ovviamente il cambiamento può avvenire in tutti i sensi. Abbiamo per fortuna oggi a disposizione in oncologia per il tumore della prostata tanti farmaci diversi, alcuni dei quali hanno veramente poche interazioni e quindi possiamo anche scegliere il tipo di trattamento oncologico sulla base delle possibili interazioni previste, dando magari precedenza a trattamenti per altre patologie che per il paziente sono rilevanti e importanti quanto tanto il trattamento del tumore della prostata. Quindi è un lavoro d'equipe, ma è un lavoro che può essere assolutamente fatto e che dà i suoi ottimi risultati per tutti i nostri pazienti.